Oltre a questo vi è un provvedimento molto importante, quello che permetterà alle imprese di poter far andare in coda le rate dei mutui che hanno acceso ognuno presso la propria banca. Per coprire gli interessi di questi spostamenti delle rate interverrà la Regione, così come dicevo prima interverrà anche per quanto riguarda l'INPS e la cassa integrazione con 1 milione di euro, mentre per i pagamenti procrastinati e che andranno in coda praticamente a tutto il piano di mutuo dell'impresa, interverrà sempre la Regione tramite la Veneto Sviluppo per coprirne una parte degli interessi. A questo si aggiunge che potranno le imprese in qualche modo vedersi riconosciuta questa operazione per gli investimenti che hanno contratto da gennaio 2008 fino al dicembre 2011, quindi questo durerà per tutta la durata del protocollo. Quindi è un respiro importante, molto importante, che si dà alle imprese. Le banche sono tutte coinvolte, oggi vi era anche ABI e Sistema dei Crediti Cooperativi, quindi non vi è banca che non viene coinvolta, non vi è banca che non dovrà anche ovviamente sedere al tavolo del monitoraggio, che è una parte anche di questo protocollo, proprio per monitorare non tanto, io non credo che servirà a monitorare quanto il protocollo sia rispettato, non è questo, è proprio per monitorare, come dicevo dall'inizio, quanto le misure messe in atto effettivamente evolvano rispetto alla crisi in maniera anche concordata e utile, perché poi ed è tutto evidente che i protocolli hanno un significato e hanno un senso se poi effettivamente servono a dare la risposta. Questo è un protocollo molto concreto, non è scritto né in codici bancari stravaganti e sconosciuti e tantomeno in politichese, è assolutamente comprensibile, è molto chiaro, molto concreto, trasparente. Noi vigileremo perché sia non solo rispettato ma perché possa poi dare risposte di volta in volta più importanti. Senti, in percentuale, la dimensione della manovra, non so, 2/3 delle aziende sono coinvolte? Ma purtroppo il poter dare delle cifre è fuorviante, in quanto io ritengo che questo protocollo possa agevolare tutte le imprese, in quanto vi sono imprese che, sebbene non abbiano magari la necessità né della liquidità né magari di comunque ritardare nel rispettare i mutui che hanno, le rate dei mutui che hanno acceso, dà comunque un respiro economico anche di visione. In questo momento noi siamo in aula con l'assestamento di bilancio e aggiungiamo la posta più importante, 10 milioni di euro al bando sull'innovazione e la ricerca, che ha già 15 milioni a bilancio. Cosa voglio dire con questo? Che comunque un'attenzione, così come questo protocollo, anche per le aziende che hanno dinanzi un orizzonte positivo. Quindi non solo un pacchetto crisi, ma anche in qualche modo un pacchetto che dia all'impresa la serenità di poter fare investimenti, anche iniziando adesso, sapendo che comunque non li affronta con l'acqua alla gola, sapendo che non è un salto nel buio, che qualunque difficoltà vi sono le istituzioni, ma anche un sistema bancario al fianco, preciso, devo dire senza assolutamente nessun fraintendimento, come purtroppo abbiamo letto qualche volta.